Dopo una serie di indagini sono arrivati a quella giovane infermiera. Sentiamo che cosa è successo nel servizio di apertura del telegiornale. Una raffica di furti che per quasi 2 mesi si sono susseguiti tra le stanze dell'ospedale di Portogruaro. Nei guai una infermiera. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti almeno una ventina di portamonete dei pazienti, ma la donna avrebbe intascato anche denaro dai bancomat. 36 anni di Concordia Sagittaria è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Portogruaro, diretta dal capitano Roberto De Paoli, che da un paio di mesi stavano indagando sui furti a ripetizione. Già, perché i pazienti continuavano a lamentarsi per la sparizione dei loro effetti personali, nonostante si trovassero ricoverati nella struttura sanitaria, dove pensavano di poter rimanere protetti e al sicuro. Ma così evidentemente non era. A minare la tranquillità dei pazienti, per il PM Annita Sorti della Procura di Pordenone, sarebbe stata proprio la... A lei gli investigatori dell'Arma sono arrivati dopo un doppio furto, un caso infatti in cui sono state derubate sia l'anziana paziente sastinese che il medico radiologo. A seguito della denuncia ai militari di Sastino, le due donne avevano raccontato che nessun altro, a parte l'infermiera, sarebbe entrato nella stanza d'ospedale. Da qui le indagini degli investigatori sastinesi con i colleghi di Portogruaro, dove altri pazienti si erano recati per le denunce dei loro portamonete. Qualcuno si era anche premunito nel bloccare la tessera bancomat, ma in almeno 4 casi il ladro è riuscito a prelevare il contante dopo aver sottratto il portafoglio in ospedale. Identico il modus operandi osservato dai militari, che si sono accorti che il ladro avrebbe dovuto essere proprio un dipendente dell'ASL, un'ipotesi avvalorata fin da subito dai carabinieri, che hanno accertato che quel lasso di tempo in cui avvenivano i furti era molto breve, ma anche l'assenza al momento del furto nei reparti di degenza degli estranei e quei prelievi tramite le tessere bancomat rubate fatti tutti presso banche ubicate nella zona dell'ospedale non lasciavano molti dubbi. Sono così scattati i pedinamenti e appostamenti su alcuni infermieri dell'ospedale finché il fiuto dei carabinieri li ha portati già finita nei guai con i carabinieri del NAS per vicende giudiziarie collegate al furto di medicinali e all'ambiente della tossicodipendenza, la cui fisionomia assomigliava alla figura ripresa mentre prelevava indebitamente dai bancomat. D'intesa con il PM, i carabinieri stamattina sono arrivati a Concordia, dove a casa dell'infermiera sono stati ritrovati una ventina di portafogli con ancora all'interno documenti e carte di credito delle vittime. In alcuni casi, non essendovi il nome del titolare sulle tessere di credito, i carabinieri stanno ancora cercando di rintracciare il proprietario e per questo hanno invitato, chi ancora non lo avesse fatto, a sporgere denuncia. Al momento i furti scoperti sono 23, per i quali la è stata denunciata a piede libero per ricettazione.